Eccoci qua, appuntamento tutti in piazza. Oggi siamo qui ad Este in occasione di Este in Fiore, questa bella manifestazione che ogni anno diventa sempre più corposa, gente che arriva anche da fuori porta. Perché? Perché il verde è bello e poi bisogna valorizzare anche le risorse del territorio. Un appuntamento per avere anche modo, turisticamente parlando, di visitare una bella cittadina qui in provincia di Padova. Este in Fiore dal 21 al 25 aprile, Este si vestirà di fiori meravigliosi in tutti questi giorni. Oggi c'è stata l'inaugurazione alle 12 sotto questa tensostruttura, la geosfera. È un momento di grande emozione per tutta la città di Este, stiamo già accogliendo i visitatori, tutti gli espositori stanno preparando le loro meravigliose prodotti del florovivaismo, ma ci sarà anche prodotti enogastronomici, la serata di sabato sera ai negozi aperti per presentare anche le facciate dei nostri più bei monumenti fiorite, anche loro, e poi ci sarà domenica dove sarà il clou della giornata. Abbiamo già incontrato un sole meraviglioso, quindi vi aspettiamo tutti, e poi lunedì una piccola pausa per arrivare a martedì 25 dove ci saranno i pittori che creeranno questa grande galleria d'arte nelle vie principali di Este, sempre con i fiori come protagonisti. I nostri valori quindi della terra, della natura, del rispetto della natura sono salvaguardati, e come siamo molto attenti alle nostre radici. Questi sono i nostri valori e abbiamo voluto trasferire proprio con questo titolo Il fiore della vita in questa 16ª edizione di Este in Fiore. Oggi inauguriamo Este in Fiore, una manifestazione di florovivaismo all'interno dei giardini di questa città storica murata del nostro Veneto, del nostro Padovano, dove il connubio tra cultura, tradizione, storia, arte e prodotti enogastronomici, ma comunque il florovivaismo, i fiori, dà il meglio di se stessi. Sono proprio le città come Este, come Montagnana, Monzese, cittadella della nostra Padovano, ma in particolare le piccole città medio e storiche del nostro Veneto, che sono quelle più ricche di prodotti tipici dell'agricoltura, dove si percorrono vie ambientali magari riscoprendo la natura e riscoprendo anche la possibilità dell'uomo di vivere una città più piccola, di alta qualità di vita e naturalmente anche di relazioni. E quindi la Regione Veneto, che è prima in turismo, che è prima anche per prodotti tipici e agricoltura, non può che a promuovere e dare vita a queste manifestazioni insieme ai nostri più belli comuni della nostra Regione. E voilà, eccoci qua, compaiono dal nulla come i maghi, i veri maghi di una volta. Eccoci qua, appuntamento tutti in piazza, sempre in maniera itinerante. Siamo nel Veneto, esattamente a Favero Veneto, in occasione della loro storica ormai festa dei fiori, dove ovviamente in contemporanea con questa primavera che sta veramente regalando tante emozioni, non potevamo mancare né portare le immagini più primaverili possibili proprio da Favero.
Ad Este dal Bello SRL, da 50 anni nel campo del confezionamento e montaggio delle tapparelle avvolgibili, porte, basculanti, serramenti, con professionalità e cortesia proponiamo a privati ed aziende le migliori soluzioni per chiudere e proteggere la tua casa. A Mestre dal 1986, Carrozzeria Vecchiato, una lunga tradizione di qualità al servizio del cliente in ogni sua esigenza. La nostra gestione familiare garantisce passione e professionalità, carrattrezzi 24 ore al giorno. Lavaggio del piumone, vivilo con leggerezza. Per il tuo cambio di stagione scegli la Lava Più di Favaro Veneto, all'interno del centro commerciale La Piazza. Facile, veloce ed economica, e la qualità è garantita Miele. Ad Este, Butterfly Tattoo. Luca ti aspetta in un locale pulito, in piena sicurezza, con tutte le normative e l'utilizzo di apparecchiature all'avanguardia per realizzare tatuaggi professionali, artistici, personalizzati. Ad Este, CSP FEA, i titolari l'ingegner Griglio, l'ingegner Segala e il responsabile marketing ingegner Ruzzante offrono tutta l'esperienza e la professionalità per forniture integrate di ingegneria, formazione, consulenza specifica e strumenti software. A Mestre dal 1967, ditta Franceschini, vendita ai servizi di assistenza nei settori elettrico, idraulico, riscaldamento, condizionamento, solare ed energie alternative, assistenze e manutenzioni su caldaie. A Favero Veneto, dal 1992, lo staff di Idea, Informatica e Telefonia propone sempre le migliori soluzioni per il privato, professionista e l'azienda. Vendita e assistenza PC, corsi di informatica, siti internet, impianti di videosorveglianza e la novità del momento sono i simulatori di guida. Da lunedì pomeriggio al sabato mattina. Siamo aperti, visita il nostro sito. Ingresso libero a Conciatori, in via Querini 30, Mestre. Telefono 041 47 60 238. Segue una clientela selezionata e ricercata, in un ambiente elegante e distinto. A Favero Veneto, Le Riunite, impresa funebre di Ferraresso Andrea, garantisce un servizio completo nell'organizzazione del funerale e disbrigo pratiche cimiteriali, servizio di prima qualità e discrezione. ReLED, magazzino elettrico, plafoniere di design, strisce per ogni tipo di utilizzo e molto altro. Da oggi l'illuminazione ha un nuovo nome, ReLED. Seguici su Facebook e anche su Instagram. Siamo in via Maggiore 36 a Ospidaletto, Euganeo. Dal 2011 a Cassola, centro commerciale Cosma Center, 7000 metri quadri dove puoi trovare le migliori marche in articoli per la casa, giochi, articoli da regalo, arredamento interno. Inoltre ti offre un reparto di 3500 metri quadri tutto dedicato all'arredo esterno, dove puoi trovare un vasto assortimento nell'arredo giardino, piscine, gazebo, mobili, accessori e tutto per il campeggio. La qualità a un prezzo unico. Maco 2L SRL, specializzata nella produzione e vendita di macchine tradizionali per legno, combinate, seghe circolari a nastro e molto altro. Forniamo inoltre ricambi e assistenza per la Sicar Furore. Venite a trovarci a Cerea, la tua passione per il legno comincia da qui. Amarostica, meccanica De Agnoi SRL. I fratelli Sergio e Nereo dal 1990 progettano e realizzano stampi per stampaggio di particolari tecnici in plastica, bicomponenti e per pressofusione, tutti di piccole e medie dimensioni, con elevate caratteristiche di qualità. A Paese di Treviso, Fioreria e Onoranze Funebri Severin. A vostro fianco con cura ed edizione dal 1960 per offrire alle famiglie un servizio completo.